Bisogna farsi animo per rimettere piede su questo mondo. Buongiorno, mondo! Senti, mamma, non sai se sono già state abolite le armi nucleari? Non lo so, Mafalda, ma mi pare di no. Perché? Così, niente di particolare. Però sarebbe bellissimo alzarsi un giorno e accorgersi che finalmente la nostra vita dipende solo da noi stessi. Ce l'hai tu il piumino, Mafalda? Sì, mamma. Oh, bene. Visto che mi stai aiutando, perché non passi il piumino sul mappamondo? Mamma, pulisco tutti i paesi o solo quelli mal governati? Dovevi proprio dire la tua opinione su questo mondo. No, non ti avvicinare al mio mondo. Prendi questo. Vattene via. No. Oh. Cavolo, questa volta l'ho ammazzata. Dimmi, avevi grossi progetti per il futuro? Sai, quando io sarò grande lavorerò come interprete alle Nazioni Unite e contribuirò alla comprensione tra tutti i popoli. Imparerò anche l'inglese e il russo. You are wrong, completely wrong, my dear fellow. You are verroganale, stagnere, fragen. You have to understand my position because you are in a wrong. Das, progerate das Frogen, da fuhren la Lagen. You have to understand the problem. Ho paura che oltre le lingue dovrò imparare anche lo judo per ogni evenienza. Di chi sono questi libri? Sono miei, Mafalda, di quando studiavo. Studiavi, ma non si trattava di studi molto seri. Ma che cosa stai dicendo? Erano studi serissimi. E allora perché non li hai proseguiti? Perché poi è arrivato il momento del matrimonio. E così hai lasciato l'università. Proprio così. E quindi, se non ti fossi sposata, avresti terminato gli studi. Ti saresti laureata, avresti un titolo di studio e adesso saresti qualcuno. Yuhu! Ciao papà, Ciao. potresti spiegarmi cosa significa guerra fredda? Senti, Mafalda, anche se te lo spiegassi ben bene, non potresti capire. Ma perché? Sono una cretina. Non è argomento per bambini. Non potresti spiegarmelo tralasciando le parti pornografiche? Oh, no! Un Nervocalm, presto! Nervocalm? Sì, ce l'hai la ricetta. Sì, eccola qui. Perfetto. Nervocalm, eccolo qui. Tenga. Ecco, non sarà per te, spero. Per me? No! Ah, È per il mio papà. Si è innervosito perché non è riuscito a spiegarmi che cavolo è l'erotismo. E lei non potrebbe spiegarmelo lei? ah! Ma come? Ti hanno dato una confezione già aperta? No, l'ho aperta io per poterne dare 20 gocce al farmacista. Povera mamma. Forse è preoccupata perché pensa che non mi piacerà andare a scuola. In realtà non mi costa niente andare a tranquillizzarla. Sai, mamma, Cosa, Mafalda? io voglio andare a scuola e poi all'università e tutto il resto. Voglio studiare molto perché così in un domani non sarò una donna frustrata e mediocre come te. È bello essere di conforto alla propria madre. Oila, Manolito! Oila!
Stai lavorando? Devo fare una consegna. Ah. Miseriaccia. Senti, Manolito, tu pensi che si cresca più dall'ombelico verso l'alto o dall'ombelico verso il basso? Non ho tempo per rispondere a simili sciocchezze. E comunque dovresti saperlo, ignorante, che dall'ombelico in giù si cresce meno. Non vedi che c'è il pavimento? Pensavi di squagliartela con il malloppo! Arrenditi in nome della legge! Io sono il Cavaliere Solitario! Il Cavaliere Solitario? Molto piacere, io sono Rockefeller per servirla. Trovi sempre il materialista in vena di sarcasmo che ti deprime l'estro creativo. Mezzogiorno prosegue con Non le può notizie essere! dall'estero. Formiche! Micidiale esplosivo. Le formiche! Oddio! Questa sì che è una tragedia! Le formiche mangiano le mie piantine! Non c'è una disgrazia al mondo peggiore delle formiche! Chi è? Susanita! Ti apro! Vieni avanti, Susanita, sono contenta che sei venuta a trovarmi. Questa è la mia mamma. Prima di sposarsi studiava. E ha fatto tutti gli studi? Certo. Anche l'università? Certo. E si è fidanzata con l'anello? Con l'anello, no. Così che è andata all'università per niente. E questo è il mio papà. Ciao! Sta aggiustando la spina, signore. No, la ricopro di zucchero. Vengono le formiche e gnacchete! Ci restano secche! Ma come mai può fare paura un'idea così buona?